Prima di cena ci facciamo 2 passi. Rita ci prepara 2 orate al forno con le patate, ogni tanto un pesciolino. Cerchiamo sempre di mangiarlo. La parete e il mare lì in fondo, si vede? Guardate, questo è il mare. Aiuto! E io ho già fatto 36 minuti di corsa oggi. Ah, mi aiuta Dado oggi, per fortuna. Che pace, ci rigenerano questi posti. Che belli. La notte dormiremo proprio bene. Non vedo l'ora di arrivare sui Pirenei. Che bello, mi ricordo certi paesetti di montagna fantastici, me li immagino d'estate. Freschi, passeggiate, escursioni. Ulivi ovunque, carichi, sono carichissimi. Strano che non ci siano mosche con tutti questi ulivi. Perché le mosche con gli ulivi cosa c'entra? Vanno a mangiare le olive. No, le mosche no, non credo. Sì. Io le mangio le olive che mi piacciono molto. Io mangio le olive. Come si chiama in Spagna? Aceite d'oliva. Il sole sta tramontando adesso dietro queste montagne. Stavo appena dicendo a Davide che è una delle cose più belle in assoluto della mia vita, che mi mettono una pace assurda e passeggiare con lui, da soli, io e lui, chiacchierare, camminare. Gli ho detto che quando mi vuole fare un regalo basta che mi chiede di andare a fare una passeggiata insieme in posti del genere, in mezzo ai monti. Questo lo metto, caduta in diretta. Sono caduto. Buffone, Sono caduto. buffone, Non sono buffone. caduto. Se non la smetti ti do un bacio. Passeggiatina conclusa, ci ha fatto molto bene. Adesso rientriamo e vediamo se è pronta all'orata. Va bene? Rientrati in camperone, Rita ci ha preparato la cenetta. I pesci sono in forno, 220 gradi. E sono anche pronti. E saranno anche pronti, dice. Io adesso mi bevo un bicchierone di acqua. Anche io. Anche Dado e si cena. Rilassati persi, vero Dado? Ah? Sì. Sì. Buongiorno a tutti ragazzi. Un sacco di gente che va a correre, va a fare escursioni in questo posto, pieno di macchine. Noi invece dobbiamo andare via subito e andare a una Lidl a comprare subito qualcosa, che manca il latte, mancano cornflakes e altre varie cosettine, e poi non sappiamo se fermarci a Tortosa oppure proseguire verso i Pirenei dritti senza fermarci, quindi farci magari altre 2 orette oggi e domani saremo già sui Pirenei, perché visitare le città con questo caldo in effetti io non lo so se è la cosa giusta. Mi spaventa un po'. Non abbiamo neanche dormito bene dal caldo che ha fatto stanotte. E avevamo tutto aperto in camper, quando apri tutte le finestrelle si sta anche bene, perché circola l'aria. E invece stanotte non si muoveva una foglia, manco con tutto aperto, quindi abbiamo sofferto un po'.
stiamo andando via e abbiamo deciso niente. Grazie Google. Abbiamo deciso niente città perché non è possibile, c'è troppo caldo. Andiamo verso i Pirenei dritti e immediatamente facciamo una piccola spesa in una Lidl e poi se oggi guido un'oretta e mezzo di mattina, un'oretta e mezzo di sera, stasera siamo già in mezzo ai monti. Facciamo così ed è la soluzione migliore. Un'ora e mezzo stamattina, un'ora e mezzo stasera. Smetti di toccarmi i capelli e dovremmo essere lì. Abbiamo trovato però un distributore tra virgolette su una collina. Guardate come è buttato il camper. Distributore un po' in pendenza, avevo paura di venire a rifornire che capottavo. Lo fanno ancora un po' in pendenza, come metti il carburante e trabocca. Come promesso, il supermercato Mercadona. Sì, compriamo 2 cosettine in numero e Pirenei ragazzi, dritti, dritti, via dal caldo, vieni. Troppo caldo. Non andate in Spagna d'estate. No, non ve lo consiglio. A ottobre. Da ottobre in poi. Troppo caldo in Spagna. Come anche in Sardegna in estate fa troppo caldo. Il mio aiutante, l'aiutante di Babbo Natale. Eccoci qua! Pastel de crema e dolcetti a mamma sempre. E questi sembrano buoni. Mi ricordano i cupcake. Là il sushi. Ragazzi, sushi. Non avevo mai visto il sushi. Guardate. Certo che in Cina sono precisi, Sono molto, molto precisi. Guardate, precisissimi. Ma papà va più per il pesce normale. Guarda, 7,50 € il salmone, ci prendiamo una coda in mezzo. I cornflakes. Mentre papà sta lì a comprare, a fare la fila per il pesce, noi andiamo a cercare i cornflakes. Trovati cornflakes e anche i Kellogg's, ma dato che questi sono meno costosi, prendiamo questi e li mettiamo nel carrello. Ecco qui. Prendiamo. Cavolo, buono, cavolo. No, un cavolo no, a me piacciono di più i broccoli. Ragazzi, adesso sto correndo dall'altra parte del supermercato per prendere il latte. Questo leche semidesnatada. State qui, spacchetto tutto io. Maledizione, ce l'ho fatta. 1, ne prendo 2. Non ce la possiamo fare dopo la spesa, prosciutto, pecorini, cose del genere. Dobbiamo subito rifocillarci. Paninetto spezzafame doveva essere un pranzo. Sì, un bel paninazzo invece grosso. Preparato dalle sapienti mani di Rita. Apriremo una paninoteca in Spagna. Stiamo attraversando il fiume Ebro. Guardate che bel ponte. Fiume Ebro. Ore 31 ad Andorra, 260 km. Iniziamo a incontrare i primi paesetti solitari, desolati, non c'è nessuno, però alcuni molto molto carini. 2 ore da Andorra, 143 km. Stiamo iniziando a salire. Infatti salgono anche le temperature del camper perché inizia a faticare. Però tra un pochettino inizieremo ad apprezzare il fresco dei monti.
5 minuti e troviamo un'area picnic, è l'una, quindi all'1:05 ci fermiamo e pranziamo, poi ci riposiamo un pochettino sotto gli alberi e poi si continua dopo pranzo. Il viaggio sta andando alla grande, stiamo benissimo e poi siamo contenti che abbiamo lasciato il mare, non ne potevamo più. Siamo ancora ad Andorra, non siamo ancora in alta montagna, anzi siamo proprio in una collina, chissà quanti metri siamo di altitudine qui, comunque pochi, c'è caldissimo ancora, ci sono anche i tavoli e c'è anche la possibilità di buttare la spazzatura, c'è una chiesetta chiusa ovviamente, adesso andiamo a vederla. Adesso vi faccio vedere dove siamo. Guardate la valle, la vallata che c'è qua sotto. Addirittura, però impossibile entrare. Caldo, Dado? Caldo, molto caldo. Saranno 50 gradi. Ci riposiamo mezz'oretta e stasera siamo già in alta montagna. Dopo una bella mangiata, un bel limoncello italiano di Sorrento, caffettino. Dimenticati il pastel de crema. Il dolcetto ci vuole sempre. Questo è mio. Buona. Questa è mia. Si riparte dopo un riposino, dopo il pranzo, sono le 16:37. Per arrivare ad Andorra ci vogliono 2 ore e mezza, ma noi ci facciamo 1 oretta e 10 oggi, 1 oretta e 08 per la precisione, e ci riparcheggiamo quindi lungo la strada e poi domani faremo l'altra oretta. Le nostre adorate montagne davanti, anche già nuvoloso, speriamo che si proprio chiuda il cielo, voglio meno 3 gradi, neve vorrei. Del Narbo 13 km, Andorra 50. Porsche! Wow, non vedo l'ora di vedere tantissime macchine bellissime ad Andorra. C'è un camper. Ciao.
per il posto, è bellissimo! Allora, prima di cercarci un parcheggio devo fermarmi assolutamente perché mi piace troppo. Questo si chiama Pantano de Oliana, cioè il lago di Oliana, ed è meraviglioso. Stavo facendo 2 chiacchiere con questo signore, mi sta spiegando un po' di cose. Lui abita a 1 ora e qualcosa da qui e viene sempre per pescare. E ci si può fare anche il bagno. E adesso lo facciamo, subito. Col caldo che c'era, questo fa proprio bene. Arriva la nave, papi. La nave. La nave ha portato Dado. La nave, la carpaccia. Vai, entra dentro. Se no non posso filmare. Vai giù. Vai giù. Dai. Che freddo. Vai giù. Che frio. Ma che frio. È bellissima. E se incontriamo uno squalo? Sì, uno squalo nel lago. Ok. Che bello. C'è col caldo che c'erano 39 gradi, ragazzi. Passavamo nelle città e c'erano quelle insegne che ci sono nelle farmacie e segnava 39 gradi. Immaginate che refrigerio adesso in questo lago. Stai arrivando? Dai! Non lo so. Come lo so? Vieni! Malandrino! Oh, ce l'hai fatta! Vieni! Si sta bene? Sì, sono. Si sta bene? Guarda freschita! Galleggio col mio tronco Eh io. sì, mo ti spingo lì in fondo. No. Là. No, aiuto, vieni qua. Salutato il laghetto, adesso andiamo a parcheggiarci a 10 minuti da qui, vicinissimo. Un'area sosta gratuita dove c'è acqua, c'è tutto, stiamo benissimo in mezzo ai monti. Che bello, ragazzi. Aspetta. In riva come adesso no, però è vicinissimo. E che bel tunnel di 727 metri, quasi 1 chilometro. Sembra stretto. Stiamo a guardare. No, mi preoccupano i balconi, Rita.